Ciao a tutti carissimi e ben ritrovati in questo nuovo importante video. Siamo lunedì 4 agosto, questo è il primo giorno di questa settimana che potrebbe essere una delle più importanti, per non dire la più importante in assoluto della mia vita dal punto di vista escursionistico, perché mi è stato proposto da un mio amico di andare a salire la Tofana di Mezzo, 3228 metri di montagna, mamma mia. Tofane, che è un gruppo famosissimo che domina Cortina da un pezzo, quindi capite bene che l'impresa si preannuncia tanto eccitante quanto al di fuori della mia zona di comfort, diciamo, però appunto mi sto attrezzando già da oggi, quindi mettiamoci al lavoro e iniziamo con la preparazione di questo zaino. Questo è lo zaino, questo è il guscio. Assolutamente ragazzi, prima cosa in assoluto, non dimenticare a casa il guscio. Direi che con l'acqua sono i due elementi imprescindibili, perché a 3000 metri non si può certo scherzare col fuoco, se iniziasse a piovere, temporale, a parte bagnare tutta la tecnologia, si rischia anche l'ipotermia nei casi più gravi, quindi andiamo sicuramente a mettere il guscio all'interno. Infatti secondo me dovrò optare per portare via il caschetto, che leggevo essere consigliato per rischio caduta sassi. Buongiorno a tutti. Sì, è meglio perché io sto più vicino a te. Ciao a tutti ragazzi, siamo venerdì 8 agosto, primo giorno ufficiale di ferie estive. Sono qui al rifugio di Bona, alle mie spalle, quasi un anno dopo esatto dalla prima volta in cui sono stato. Anche questa volta arriverò al rifugio Giussani, ma nella direttissima, per salire il mio primo 3000, la Tofana di Mezzo. E ovviamente non sono qui da solo oggi per questa stupenda avventura. Intanto qui vedete Darling al mio fianco, che avete già avuto modo di vedere a Pasquetta su Pria Forà. Quindi state con noi, vediamo che escursione avverrà oggi. Eccoci partiti Darling. Pronto? Grande, oggi faremo una bella ferratina. Voi, io invece andrò in solitaria su per la via normale. Dopo ci rivedremo in vetta. Sono le 9-8 minuti. Tanto vediamo di trovare gli altri. Ecco, in realtà vedete anche gli altri componenti della compagnia. Qui c'è Andrea. Ciao. Prima volta in escursione insieme, io e lui. Qua vedete il trio. Vabbè, quello con la maglia gialla lo conosciamo già. Ciao Marco. Buongiorno. Poi c'è Clarissa, che abbiamo già visto anche lei sull'alba su Carrera. Poi c'è Giovanni. Ciao. Ciao Giovanni, benvenuto. Mitico Giovanni. Che però adesso abbandonerò quasi subito perché loro andranno a fare la ferrata. Invece io inizierò ad salire qui al rifugio Giussani. E appunto, come detto, ci rivedremo poi in vetta. Ecco, adesso i ragazzi vanno appunto subito a destra per la ferrata e io prenderò a sentire verso a sinistra. Non vi nego una certa ansietta, diciamo così, per escursione, essendo appunto una montagna che così alta non ho mai raggiunto. Oggi salirò di 400 metri più in alto della mia vetta massima precedente, che era Cima d'Asta, e quindi una certa ansia, sana ansia, pervade il mio corpo. Ecco, mentre vi mostro le palette sud-orientali della Tofana di Roses, vi dico che oggi per la prima volta dovrei sentire un minimo di mal d'altitudine. Ho letto che da sopra i 3000 si inizia a sentire l'ossigeno più rarefatto, quindi sono curioso di vedere come sarà la situazione a livello polmonare. Guardate il ghiacciaio delle Marmolada con ancora della neve fresca sopra, stante le perturbazioni delle settimane scorse.
Vedete appunto la parte bianca più in alto. Peccato per l'ondata di caldo che inizia appunto oggi stesso, che purtroppo andrà a peggiorare un po' le condizioni del ghiacciaio. Giussani Hut, 2600 metri. Oh, eccoci qua ragazzi, arrivati. Ora, tanto mi dice ottavo obiettivo di movimento in salita, 10:19, un'ora esatta dal momento della partenza dal Dibona. Quest'anno qui nel canalone sotto Giussani non vedo neanche una lingua di neve, peggio dell'anno scorso. Ma guardate il panorama, che roba. Adesso qui dal Giussani devo prendere questo sentiero qua davanti. Nelle mappe il sentiero è un po' ambiguo, anzi non è neanche segnalato, perché poi ricomincia più su in modo ufficiale. Non so, qui spero che ci sia il sentiero, se no non so come potrò fare a salire. Ecco ragazzi, cambio inquadratura, uso la Insta360. Guardate adesso dove devo salire per recuperare il sentiero qui sopra. Vediamo se ci riuscirò. Vedete la Insta360, e per la prima volta oggi uso il caschetto perché ho visto che era raccomandato. Un po' alla volta si sale. Tanto ragazzi, sempre più vicino alla Forcella. Comunque veramente tosta questa pietraia, diciamo, scariche di sassi. Mamma mia ragazzi, dopo innumerevoli peripezie intravedo la Forcella. Sono le 11:34. Eccoci ragazzi, siamo arrivati. Mamma mia.
Guardate ragazzi da dove sono salito. Fate neve dietro alla tofana di Roses. Niente ragazzi, è arrivato a questo punto, ho provato ad andare un po' più avanti, ma vedete il sentiero dove prosegue, non mi fido assolutamente a proseguire. Niente, per stavolta dovrò rinunciare alla mia meta disegnata. Non comunque che questo sentiero di ritorno sia tanto meglio, anzi. Qui ragazzi il ghiaione è anche divertente da fare, un po' risollevato anche di umore perché prima ho avuto un po' di rammarico, ecco, per non essere potuto andare avanti, ma in questi casi se uno non se la sente fa bene tornare indietro, tanto dicevo montagne ce ne sono tantissime, non sarà di certo una in meno a scalfire la mia gioia di salirci. Guardate la tofana di Roses qui sopra, che potenza, oh. Niente, qui sotto inizia a comparire il Giussani, e direi anche finalmente. Adesso mi fermo un attimo qui fuori da Giussani, vedo cosa stanno facendo i ragazzi e dopo, siccome loro forse prenderanno le funivia, mi incamminerò da solo verso il Dibona. Ecco qui carissimi, con la Insta faccio questo video no, di chiusura perché devo ancora salutare tutti gli altri, però questo video di fine dell'escursione nella parte assolutamente più difficile. Come vedete fallisco anche io, d'altronde in alta montagna non sono un esperto, diciamo. Per me questa era un'assoluta prima volta. La montagna più alta era Cima d'Asta, però comunque era caratterizzata da massi, insomma il sentiero c'era tra i massi, si bisognava arrampicarsi un po', però perlomeno si riusciva ad andare su. Qui i ghiaioni devastanti, oltre che ripidissimi. La Cengia, vedevo alcuni tratti all'inizio e dopo spariva completamente. Inutile da prendersi rischi inutili, farsi male e mai tanto. Ecco, riparto dopo aver bevuto qualcosa e mangiato un boccone e aspetterò gli altri a Dibona perché in teoria mi hanno scritto che prenderanno le funivia. Siamo a 2300 metri qua circa ed è un caldo atomico. Tanto vedete mi sono lanciato un paio di lattine di Fanta, reintegro liquidi urgente.
Eccoci qua, insomma, video di chiusura stavolta molto posticipato. Avete visto la clip del cibo perché ci siamo fermati alla birreria Pedavena. E qui appunto da Pedavena alle 22:49 la comitiva vi manda un saluto. Vedete alle spalle, non so se si vedono, c'è Darling, c'è Clarissa, c'è Marco che salta fuori in primo piano, c'è Giovanni e c'è Andrea. E niente, purtroppo li avete visto poco perché in vetta non ci siamo trovati, come avrete avuto modo di vedere, e vabbè, sarà per la prossima. Niente, da qui appunto vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima escursione.